Buongiorno a tutti. Beh, intanto ringrazio dell'invito e con piacere partecipo a questi 30 anni di un'azienda che collabora con noi. E quindi credo un piacere, credo anche per loro, festeggiare questo momento. Dove sta, credo, l'interesse di questa giornata rispetto ad altre? Perché poi chi fa, come me, il vicepresidente, partecipa spesso a delle iniziative che assomigliano a questa. Ma cosa ha questa di diverso, di bello, diciamo, di interessante? Beh, intanto credo la storia di questa azienda. La storia perché credo che io sono padovano d'origine e se c'è, in qualche modo, ci sono alcuni esempi che fanno la storia di Padova, credo che quello che Mario Volpato fece nel fare il CED è uno degli esempi illuminati di qualcosa che oggi, con gli occhi di oggi, può sembrare in qualche modo una roba normale, ma con gli occhi di allora era una cosa assolutamente innovativa, nuova, difficile, diversa, credo unica in Italia allora, tanto che diventò un modello. E poi in qualche modo leggendo la storia anche della vostra azienda, di questa azienda, di fatto è nata, come si dice, da una costola, no? Quindi evoca anche un qualcosa che per alcuni di noi ha anche un valore diverso. Quindi, e poi è nata da una costola ma è cresciuta, è diventata quello che oggi è, insomma, credo, non sta a me riportare i numeri, lo faranno probabilmente i responsabili dell'azienda, ma sono numeri importantissimi, che trovano nel rapporto con la Regione Veneto in particolare motivo di oggettivo interesse. Prima parlavamo, entrando con i miei collaboratori, il sistema informatico regionale, che oggi credo sia una delle cose più importanti rispetto ai servizi che diamo al territorio, rispetto al rapporto col territorio, rispetto all'innovazione e all'informazione, i 2/3 di coloro che fisicamente si occupano di questa materia sono di fatto forniti nel rapporto pubblico-privato dal privato, che è il nostro partner, che è di fatto Engineering. Quindi di fatto non è più un sostegno così, una consulenza, si parla sempre nel pubblico delle consulenze, questo è un rapporto integrato, cioè il vero rapporto pubblico-privato. Noi abbiamo quasi 10 milioni di euro all'anno sostanzialmente di spesa che esce dal pubblico per avere questo rapporto privatistico in un contratto pluriennale, quindi non è una cosa casuale, è un percorso. È ovvio che abbiamo anche l'attenzione della nostra struttura interna sul controllo di questo rapporto, sull'efficacia di questo rapporto. Devo dire che al di là del buon risultato, riscontro che abbiamo nel territorio di come ci occupiamo di informatica, innovazione, semplificazione e tutto ciò che sta in questo modello innovativo, devo dire che anche nel rapporto interno, in questo contenitore, quello che facciamo tra noi, pubblico, e il privato, nostro partner, mi pare che il rapporto funzioni. Detto questo, lo dico nel ruolo che ho, non basta che funzioni, deve migliorare e deve essere anche governato e controllato, ma questo è il compito nostro, ma mi pare che da questo punto di vista giorno per giorno ci mettiamo in rete perché ciò avvenga. Ecco. Devo dire che però, parlo per la mia esperienza di qualche mese, è un rapporto che sta funzionando, è un modo corretto di integrare le due cose perché portiamo sostanzialmente da esperienze esterne alla Regione, usandole al meglio, aumentiamo la nostra qualità di proposta al territorio. Ecco. Per questo motivo, credo che io sono qua volentieri questa mattina a festeggiare questi 30 anni d'azienda. Ovviamente per i contratti che abbiamo continueremo a collaborare con l'intensità di oggi e migliorando il nostro rapporto se possibile. Per il futuro l'importante è che i contratti migliorino, che il rapporto migliori, che i prezzi calino, che ci facciano più servizi, perché interesse nostro è fornire comunque tutto il meglio possibile nell'economia di scala dei costi ai minori costi possibili, per cui staremo molto attenti che ciò avvenga. Sulla qualità siamo certi, sul rapporto costo-qualità saremo attenti che ciò si mantenga nell'interesse regionale, quindi auguro veramente, non dico quanti anni ancora, ma auguro tanti anni ancora di crescita aziendale con lo sviluppo e nel rivederla fra qualche anno con risultati ulteriori acquisiti, perché questo credo sia lo spirito imprenditoriale, in questo caso del sistema economico nazionale, di un'azienda che però, ancorché oggi sia una multinazionale che guardi al mondo, ma insomma io la sento molto veneta, è nata in Veneto, è molto veneta, per cui sono anche orgoglioso di questo. Buona giornata e buon lavoro a tutti.